di calcio e disabilità. Abbiamo con noi invece in questo caso gli ASAP, ovvero sia Paolo Lazzarini e Sara Padovani. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti. Buongiorno, Ciao Paolo, ciao a Come tutti. stai? Guarda che devi stare un po' più lontano. Adesso Sara, tu lo sai che adesso ti becco, Tu stai cantando, però adesso ti metti a cantare. È un'intervista, non devi cantare. Oggi non devi cantare, Così ma va prossima... bene. Così va bene. Tu guarda per cortesia Paolo, ecco. Paolo insegnale. È un professore lui, Insegnale sa le per cose, io non cortesia, so nulla, insegnale, sono mamma bambina. mia. Allora, gli ASAP è un acronimo di che cosa? Del vostro nome in definitiva? Allora, è un giochino con le nostre Se l'è presa, iniziali. vedi che se l'è presa. Okay. Vedi che Ma è chiaro che mi offendo, ma tu mi offendi è donna, quindi se l'è presa. Chi dice Chiedo donna? perdono. È donna, quindi se l'è presa. Sono circondata dai Paoli. Esatto. È vero, in mezzo a due Paoli. Mamma mia. Allora, posso dire o no? Posso Sì, parlare puoi andare, o devo solo fare la... Ecco. Che intervista sarà oggi? Va bene. Allora, ASAP è un giochino con le nostre iniziali. Sara e Paolo. Sa, AS, PA, AP. Carina. ASAP, E riprende un acronimo inglese che è as soon as possible. Tu sai esattamente cosa vuol dire, vero Paolo? Sì. Sai che ASAP, quando l'ho sentito, pensavo fosse, però posso dirlo, una tassa da pagare. No, ti prego. No. Pensavo fosse una tassa non hai pagato l'ASAP, non l'ho ancora pagata, e invece, gli ASAP bisogna pagarli però quando vanno in giro a cantare. No, assolutamente. L'arte va diffusa. Allora ho confidenza con i ragazzi, quindi posso un po' scherzare. Allora, duo, voi avete una storia non di tantissimo tempo, non siete duo da cos'è, un paio d'anni? Però avete già dalla vostra delle partecipazioni a dei concorsi, uno in particolar modo che ha visto non vincere, stravincere. Raccontiamo un po' questa storia. Sì, il Festival Humanity Music Festival, che è un festival delle Marche, è un bellissimo festival musicale che nelle Marche però è nazionale. È nazionale, assolutamente, sì, si svolge nelle Marche perché è patrocinato dalla Regione Marche e di solito sceglie delle location differenziate, nel senso per promuovere anche il turismo e i bellissimi borghi delle Marche. Siamo stati noi l'anno scorso, eravamo a Montegranaro, esatto, la prima serata, e poi nella finale eravamo ad Urbino, nel bellissimo teatro Raffaello Sanzio. Bellissimo, dietro il Palazzo Ducale, proprio meraviglioso. Voi siete andati là e fatemi capire, quel concorso dovevate portare una canzone vostra e una canzone invece di Lucio Dalla. Sì, una nostra interpretazione di una canzone di Lucio Dalla. E che canzone era? Se io fossi un angelo, che mi hai già fatto cantare in diretta a cappella l'anno scorso a Natale. In piazza? Sì, esattamente. Anche mi avevi preparato come sempre. Zero. Tu. Esatto, come sempre fai tu. Zero. Esatto. Zero. Ma perché devo preparare? No, ma non te lo sto rinfacciando, però ecco, è stato l'anno in cui ti ho tolto gli auguri di Natale. Ricordo che sei in mezzo ai due Paoli. Sì, adesso, lo so, proprio per quello. Attenta a quello che dici. Proprio per quello. Devi stare molto attento. Io voglio una quota più forte. Vediamo quanti ascolti abbiamo in base a quello. E allora portate questa canzone e poi invece ne cantate una vostra, però la particolarità è che era una canzone che doveva sempre comunque avere un po' un Lucio Dalla nei pensieri. Se posso dire, la cosa bella è che questo concorso richiedeva una motivazione letteraria rispetto al brano, anche questo. E quindi la cosa che ci ha dato soddisfazione è che oltre al brano originale e al brano di Dalla è stata molto apprezzata anche la motivazione che avevamo dato per la scelta di questo brano, insomma, che era comunque legato al discorso della guerra, al discorso della fratellanza universale, e quindi è stato riconosciuto sia l'aspetto musicale che l'aspetto letterario, che per noi è fondamentale, cioè l'aspetto legato alla scrittura dei testi e alla musica, che vanno di pari passo, sono per noi assolutamente complementari nei nostri brani, ecco. Chi l'ha riconosciuto? C'era una giuria anche, giusto? Sì. Chiara, vai. Ci tiene, parte da lontano. Vedi che adesso parte da lontano, 6 metri dal microfono per farmi rabbia, solo per farmi rabbia, ma giusto sia così. Sì, c'era una giuria tecnica estremamente importante. Puoi avvicinare un po' di più, mamma mia. Ma
Che gioco è questo? Io non sono mai preparata, ma voi vi siete messi d'accordo? Vi siete telefonati? Io lo so. Esatto. Questa è la congiura dei Paoli. Sì, non te l'ho La detto. congiura dei Paoli, ho capito. Ieri sera. Molto rinascimentale, Esatto, questa cosa, la esatto. congiura dei Paoli. Chi c'era in giuria? C'era Maurizio Solieri, c'era Ricky Portera. Ricordiamo Maurizio Solieri e Ricky Portera, che erano con gli Stadio, esatto, e sono stati all'epoca erano Vasco Rossi e Lucio Dalla. Esatto. E Fabio Liberatori, anche quest'anno in giuria. E, insomma, quindi Cheupe sono vederrato, giusto? No? Cosa? C'era Cheupe anche. C'era anche Cheupe, che c'era anche figlio di Mogol. Esatto, e Vince Tempera. Insomma, Vince Tempera. Adesso Vince Tempera, vi dico chi è, ma vi farà un po' ridere. Vince Tempera, la canzone di Goldrake è la sua. Si trasforma in un raggio missile, è la sua, e questo vi dico che forse è la boiata più grande che ha fatto. Il resto ha fatto delle cose pazzesche, veramente a livelli anche cantautoriali degli anni 70. È stato un grande arrangiatore anche. Quindi musicalmente si dice che un po' se ne intende. Io vi ho invitato qua anche perché vi ho rivisto ben volentieri sul palco 2 domeniche fa, con Viva Vittoria, giusto, no? Questa unione di tante associazioni e la vendita di questi quadrati enormi fatti a maglia dalle varie donne, insomma un po' di tutta Italia, il cui ricavato andava per aiutare le donne che hanno subito violenza e che vogliono scappare da casa, in qualche maniera devono essere aiutate. Voi sul palco avete cantato una canzone, suonato e cantato una canzone dedicata proprio a Viva Vittoria. Com'è nata quella canzone? Così io ho la sensazione che è stata una cosa molto di getto. Sì, è stata molto di getto. Abbiamo avuto la consegna di una poesia scritta dalla presidente Anna Maria Gualdo, allora presidente esatto, che salutiamo per tutto il suo impegno, per la meravigliosa dedizione a questa causa. E da questa poesia noi dovevamo ricavare una canzone ed è stato un compito, insomma, sento con grande responsabilità per il messaggio che si voleva portare. E insomma, la genesi è stata veloce, devo dire, nel senso che una volta colta l'essenza del messaggio, cioè il fatto di raccontare questa solidarietà tra le donne, per le donne, è nata con la forza del filo di lana, questa canzone, che è stato così emozionante risentire poi in piazza con attorno a tutte queste volontarie, vedendo questa distesa di 3.000 coperte. Credo che sia stato veramente uno dei momenti più emozionanti della nostra assolutamente. Allora ve lo dico anche, mentre cantavi c'erano delle persone lì davanti che piangevano che tu l'hai visto? Sì. Pensavo di farti una sorpresa. Piangevo anch'io, avevo gli occhiali apposta, per cui piangevi anche tu. Vabbè, insomma, è stata toccante, mi è piaciuta molto, tanto che ho detto adesso li invitiamo e gliela facciamo. Cantare non siamo riusciti, ma gliela facciamo allora quella che ascoltiamo oggi è in realtà un'altra canzone nostra, il nostro nuovo inedito, Come un'onda. E come un'onda, non è questa Viva Vittoria, quindi non è Viva Vittoria. Viva Vittoria, allora ci facciamo una promessa, la cantate la prossima volta con gli strumenti, quindi facciamo mezz'ora di piano bar potremmo anche farlo perché l'idea mi piace. Allora ragazzi, la canzone non potete ascoltarla via streaming perché sennò ci bloccano tutto, la musica viene bloccata, ci sono degli algoritmi appositi, però l'ascolterete per radio, quindi grazie a Paolo, grazie a Sara, agli ASA perché sono stati con noi. E grazie ancora e buona giornata. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao.